Riprendiamo la cronaca, la telecronaca dell'incontro qui dal palazzetto dello sport di Novi Ligure. Un attimo di riposo anche per il telecronista che si è abbeverato e adesso riprende la cronaca dell'incontro. Nessun cambio nella fine della Novi Pallavolo, vedo Del Nero al servizio con De Ambrogio, Moro, Olivero, Dende, Cantini, Libero Imarisio momentaneamente al posto del Libero Facchia. Al servizio è Del Nero, non è buona la ricezione, qui c'è un fallo, esatto, bravo, giusto. Questo è un fallo rilevato dal primo arbitro, signor Barbagallo, che ha fischiato un fallo al palleggio e precisamente alla numero 4, Curiazzo di Letta. Giorgia Del Nero serve. Bene, brutta ricezione, bene, scusate, chiaramente vista del primo libero Lisdero Emilia, e siamo 2-0 per la Novi Pallavolo femminile. Il coach Astori passeggia nervosamente lungo la linea che delimita l'area di gioco, riceve questa volta bene, attacco sicuramente al centro, tiene Del Nero, Imarisio per Olivero, la palla è fuori. L'attacco di Olivero questa volta è fuori, e siamo 2-1. Accorcia le distanze e va al servizio Pastore Francesca che prende la rincorsa fuori, secondo me è fuori, di poco ma è fuori il pallone battuto dalla Pastore Francesca. Primo arbitro da fuori e anche il secondo noi è fuori. De Ambrogio Federica nel primo set ha fatto una serie di punti, vediamo, fuori, è lungo, l'ho visto subito. Ho visto subito che il palleggio della De Ambrogio non scendeva abbastanza, infatti la palla è uscita ben oltre un metro oltre la linea di fondo campo. Serve Cecconello Gaia per il Piossasco. Riceve Cantini, alza Del Nero per Olivero, c'è un'invasione fischiata al Piossasco e se non sbaglio il primo arbitro indica Chiabrando Elisa, la bionda attaccante Chiabrando Elisa come autrice del fallo per cui ha toccato la rete. Giulia Moro batte corto, Giulia Moro riceve Piossasco, alzata tenuta per la numero 1 Olivero al contrattacco, vediamo all'attacco al centro tenuto da Novi, Del Nero al centro per Fracchia, tiene il libero di Piossasco, prova Cantini, un calcio di rigore praticamente fallito da Cantini. Calcio di rigore fallito da Cantini che schiaccia fuori. Vabbè, può capitare, l'importante è ripartire subito. L'errore c'è stato, ma bisogna ripartire, non pensare a quello che si è commesso. Al servizio va Boaglio Lucrezia. Riceve De Ambrogio, alza in bagger De Ambrogio, male per Olivero che non può fare altro che mandare la palla di là in bagger, attacca al centro del capitano, la numero 8 Cardone e Giorgia, prova a tenere Imarisio, tocca solamente e la palla va fuori. 4-4 il punteggio durante il secondo set. Allora prova Dende, schiaccia Dende ma tiene bene questa volta il libero Piossaschese, almeno credo, schiacciata in diagonale dalla numero 5 di Piossasco, esattamente la Chiabrando Elisa, pallone fuori e siamo 5-4. Olivero Susanna serve, riceve Piossasco, pallone in diagonale per la numero 1. L'attacco opposto di fuori la schiacciata alla seconda linea e fuori la schiacciata di Pastore Francesca dalla seconda linea e siamo 6-4 per Novi.
precisamente Novi pallavolo femminile. Ancora alla battuta Susanna Olivero, attacco al centro. Immaginavo l'attacco al centro è uno degli attacchi preferiti dalla squadra torinese. Questa volta è il capitano Cardone Lucia che passa sopra il muro novese e siamo 6-5. Al servizio Chiabrando Elisa. Chiabrando Elisa, siamo 6-5. Vediamo il servizio della giocatrice torinese, riceve male di Ambrogio, cerca di tenere Cantini, non ci riesce, punto di Piossasco e siamo 6-6. Primo set, ricordiamo, 25-19, se non ricordo male, per la Novi pallavolo femminile. Secondo set 6 pari. Servizio è purtroppo dentro. Servizio dentro, ha visto bene il signor Alessio Barbagallo, è dentro il servizio della Chiabrando Elisa. Diciamo che la palla è stata guardata invece di essere seguita ed è caduta dentro. 7-6, vantaggio del Piossasco. Siamo 7-6, Chiabrando Elisa al servizio. Ambrogio questa volta riceve bene, attacco al centro, muro. Volevano il 4 le giocatrici di Piossasco, ma il signor Barbagallo dice che ha toccato il muro torinese, il muro novese. Attacco del Piossasco in lungolinea, non tiene la De Ambrogio e adesso sono 2 i punti di vantaggio per Piossasco. Credo che sia già il terzo punto con il servizio alla numero 5. De Ambrogio riceve di nuovo non troppo bene, salva Olivero e Dende Cantini rimanda dall'altra parte in palleggio. Attacco della numero 14 tenuto bene dalle giocatrici novesi, ma viene murata questa volta Olivero Susanna e siamo 9-6, primo vantaggio di un certo livello per la Piossasco. Cambio nelle file della Novi pallavolo femminile. Dietro entra Cattaneo Margherita al posto di De Ambrogio Federica. De Ambrogio Federica probabilmente non tanto per i suoi problemi in attacco quanto i suoi problemi in ricezione e nella gestione della battuta del numero 5. Infatti Margherita Cattaneo alza, comunque tiene la difesa torinese. Sicuramente in questo caso aveva tenuto bene la sostituta di De Ambrogio, ma comunque Piossasco con una cosiddetta palletta riesce a conquistare il 10° punto con una palletta in mezzo al campo dove nessuna delle giocatrici è riuscita a salvare. 10 Piossasco, 6 9. Adesso c'è anche un goccio di fortuna per la squadra torinese, il suo pallone tocca il nastro ma passa lo stesso. Attacco al centro e sono 11-6, questa volta è Cardone capitano ed è un time out chiesto da Bob Astori dopo questa serie, se non sbaglio, di 6 punti consecutivi da parte di Piossasco. 11-6 in favore della squadra torinese. Dopo il time out rientrano le squadre in campo e siamo sempre 11-6 per Piossasco. Momento di difficoltà per la squadra novese. Vediamo come reagisce adesso la squadra di Astori e Salvo. Ricevente alza in bagger del nero, schiaccia Cantini, tiene la difesa torinese che contrattacca con la 14, il pallone è fuori. C'è una contestazione su una schiacciata della numero 14 Pastore Francesca, sulla schiacciata della numero 14 Francesca con il pallone dato fuori dal primo arbitro, una contestazione da parte, è molto arrabbiato il mister di Piossasco
probabilmente per la decisione del signor Barbagallo. Le decisioni, come si suol dire, bisogna accettarle sia a favore che a sfavore. Sinceramente io non ho visto dove sia quello pallone, non è pulito sicuramente il palleggio di Piossasco. Un attimo di nervosismo in campo. Prosegue comunque l'incontro, siamo 12-7. Riceve bene il Marisio, fast per Fracchia, quale schiaccia Mura, ma poi il nastro Piossasco e siamo 12-8. 12-8 e Fracchia, dopo aver fatto punto, va al servizio. Ancora però 4 punti di vantaggio per Piossasco. Riceve male in palleggio la numero 5 di Piossasco. Vediamo l'attacco, purtroppo non è riuscito in quanto il bimbo non era pronta. Vediamo contrattacco, tiene ancora Olivero, Del Nero per De Ambrogio che prova il pallonetto e fa punto, giusto dietro il muro, fa punto. Un pallonetto probabilmente passato appena dietro il muro che la giocatrice in difesa non hanno visto ed è caduto. Ottimo il punto di De Ambrogio. 9-12 Piossasco. Ancora il servizio Fracchia, contrattacco della Pastore, buona questa volta l'attacco della giocatrice di banda classe 1995. Serve Curazio Diletta, se non mi sbaglio è il palleggiatore della squadra torinese. Il suo servizio si infrange contro la rete. Punto per la Novi Pallavolo e siamo 13-10, comunque sempre in vantaggio la capoclassifica. Giorgia Del Nero per Novi. Giorgia Del Nero serve. Scusate se dico questa volta sono di parte, devo essere sincero, effettivamente sono di parte, però il palleggio, diciamo che al terzo palleggio dubbio il signor Barbagallo questa volta ha fiscato fallo. Comunque, ripeto, bisogna sempre accettare le decisioni degli arbitri. Attacco al centro, tiene Del Nero, vediamo Olivero, schiaccia in diagonale ma tiene Piossasco, capitano Pastore, Murata da Moro e De Ambrogio e siamo 3-2. C'è stato un recupero della squadra di coach Astori e Salvi e siamo 13-12. 13-12 ripeto per Piossasco. Al servizio ancora capitano e palleggiatore Giorgia Del Nero. Riceve bene Piossasco, contrattacco, era un attacco diciamo giocabile, non ha schiacciato eccessivamente forte la Boaglio Lucrezia, il pallone però è passato in mezzo al muro ed è subito caduto dietro. L'attaccante torinese adesso però, scusate, ho avuto un attimo, ho visto un attacco, l'attacco della Olivero e siamo 14-13, ancora un punto di vantaggio per Piossasco. Chiedo scusa, sono stato un attimo distratto nella telecronaca. De Ambrogio serve lungo, ma troppo lungo. Bella, buona la battuta, ma non era veramente troppo lunga. Stavolta è uscita di poco, però non bisogna fare errore al servizio. Perché Piossasco non perdona. In questi incontri gli errori devono essere proprio pochissimi. Bravo il Marisio che riceve la battuta e Cantini passa in mezzo al muro composto. Cosa ha fischiato? C'è stato un fallo? No.
credo che sia stata fischiata un'invasione a Novi. A me era proprio qui la numero 13, non mi è sembrato farlo. Comunque, ripeto, come dico, sia a favore che a sfavore bisogna sempre accettare decisioni sbagliate. Sono lì, come si suol dire, apposta per sbagliare. Io non ho visto il fallo della 13, ma è inutile contestare, o comunque bisogna ripartire e riattaccare. Peccato, perché sembrava un attacco pulito quello di Dende Cantini. Vedremo il perché di questo fischio da parte del secondo Denis Danza. Ecco, sta succedendo quello che brutta ricezione di Novi, la palla va direttamente fuori, tenta un salvataggio Olivero Susanna infilandosi praticamente sotto le barriere che delimitano il campo, e ora sono 4 i punti di vantaggio per Piossasco. Riceve De Ambrogio, alza Del Nero per Olivero, schiaccia in diagonale ma tiene Piossasco, salva, tiene il muro novese al centro Moro, pallonetto, è troppo lento il pallonetto di Moro, vediamo contrattacco, è Murata la numero 5, Chiabrero Elisa, è stata murata e siamo 17-14. Ancora abbastanza in equilibrio questo secondo set, ora bisognerebbe recuperare questi punti di ritardo. Moro batte, non è buona la ricezione di Piossasco, De Ambrogio Del Nero fracchia, tocco è dentro, c'è il tocco e comunque la palla è dentro, doppio punto, c'è stato il tocco del libro, comunque la palla è caduta dentro, un punto recuperato. 15-9, 17 Piossasco. Ancora Moro al servizio, contrattacco, vediamo se riesce a salvare Novi, bello il salvataggio compiuto dalla squadra novese. Ora ancora Moro che tiene la seconda linea, attacco di pallonetto molto lento di Olivero Susanna, Murata ancora la numero 5, contrattacco dell'opposta, la numero 1 Boaglio Lucrezia, prova Fracchia, tiene la difesa De Ambrogio, Del Nero, Olivero niente, contrattacco al centro, tiene Cantini, ancora Del Nero per Olivero, partita a questo punto è veramente un punto importante. Vediamo Cantini che prova col pallonetto, doppio tocco ma il primo è Muro, vediamo è Murata, questa volta Fracchia viene Murata e siamo 15-18. Scambio lunghissimo per le due squadre, che è stato veramente bello. Un complimenti a tutte le 12 giocatrici in campo. Questo scambio, questa palla non voleva cadere, alla fine purtroppo è caduta nel campo della Novi Pallavolo. Riceve De Ambrogio, tiene, incredibile, Imarisio tiene con un braccio, schiaccia la numero 5, tiene di nuovo Imarisio, salva Fracchia per Dende Cantini, attacco al centro e punto. Imarisio non tocca e siamo 15-19. C'è anche il tifo da parte della panchina novese per le sue 6 giocatrici, per le compagne in campo. 19 Piossasco, 15 9 De Ambrogio, una buona ricezione di De Ambrogio, Del Nero alza in bagger verso Olivero che non passa. Vediamo la Lucrezia, Boaglio, Murata, ma scivola, non sappiamo se è andata dall'altra parte, schiaccia ancora la Lucrezia, Boaglio, tocca il muro novese, De Ambrogio, Olivero Susanna che questa volta finalmente al terzo tentativo passa e il pallone cade per terra e siamo 16-19
per la compagine di Torino. Bella anche questa azione, concluso dall'opposto Olivero Susani. Il secondo allenatore, vediamo, Enrico Salvi chiama Scotti Matilde, probabilmente potrebbe farla entrare a servizio. La numero 1 dalla seconda linea, Baglio Lucrezia, schiaccia e fa punto e siamo 20-16. 4 punti Piossasco, 25-19, primo set per 9. De Ambrogio riceve male, tenta di salvare Oliviero, non ci riesce e siamo 21-16. 21-16 al servizio la numero 5 di Torino, Elisa Chiarando al Marisio. Olivero, punto, bellissima la schiacciata di Olivero. Ho aspettato un attimo perché dalla mia postazione non ho visto dove è caduto il pallone. Barbagallo, il signor Barbagallo indica il terreno di gioco e punto a 9, 17 9, 21 Piossasco. Serve Cantini, riceve il libero torinese, vediamo Pastore che schiaccia, tocca il muro novese ma la palla cade in campo. Del Nero e Fracchi hanno provato a contenere l'attacco torinese, non ci sono riusciti e siamo 17-22, 22-17 a servizio il capitano Cardone. Riceve Marisio, alza Del Nero, la palla è bassa ma comunque De Ambrogio, che sicuramente in attacco non me ne voglia, è più forte che nella fase difensiva, conclude e si porta sul 18, anzi punteggio 18-22. Al servizio va la neoentrata Scotti Matilde, probabilmente Fracchia non si sente sicura. Matilde Scotti, bella la sua battuta che comunque mette in difficoltà la difesa torinese. Alza il centro per Moro, ancora Moro, non deve farsi lasciare scappare questa occasione. Salva fortunosamente Piossasco, vediamo De Ambrogio, Murata tiene Olivero, Del Nero, vediamo De Ambrogio che schiaccia ancora, vediamo se sta veramente tenendo tutto Piossasco in difesa, tutti gli attacchi novesi, pallonetti, schiacciate, contrattacco e punto. E questa è stata, non c'è che dire, un'azione tenuta più che altro in difesa da Piossasco e chiusa alla fine con una schiacciata in diagonale dal suo posto 4 Pastore Francesco, 14 scusate. Al servizio va Diletta Curazio, ma c'è time out richiesto dalla Novi Pallavolo femminile, 18-23 per Piossasco, quinto secondo set. Riprende l'incontro, 2 time out chiesti dalla Novi Pallavolo femminile perché lui non ne hanno più i coach novesi, mentre se non mi sbaglio hanno ancora entrambi i time out disponibili il signor Bissacno Enrico, allenatore di Piossasco. Riceve Cantini, vediamo Del Nero che alza per De Ambrogio, la palla ancora tenuta da Novi, Olivero, il pubblico di Piossasco chiede un'invasione che assolutamente non c'è. Dalla seconda linea prova Cantini, tiene Piossasco che in questo momento ha nella difesa
Un grande recupero di Marisio, vediamo, schiacciata purtroppo murata da parte di Piossasco e siamo 18-24. 24-18 per Piossasco, con al servizio Curazio Diletta. C'è un cambio anche c'è un cambio 24-18, cambio tra le file novesi, entra e c'è la centrale Moro. Vediamo il servizio di Piossasco, Del Nero, tocco di seconda Del Nero ed è punto. 19-24, un punto recuperato. È entrata Serena Pelizza al posto di Giulia Moro. Del Nero serve, 19-24, libero del Piossasco, schiaccia, tocca il pallone il palleggiatore dovese, spiazzando tutta la squadra, e termina il secondo set sul 25-19, per cui un set pari gli stessi parziali, 1-1 l'incontro qui dal palazzetto dello Sport di Novi. Alcuni minuti di pausa prima dell'inizio della terza frazione.